mettiamola così, sotto l'aspetto puramente giuridico non c'è nulla di sconvolgente in quello che si sta vedendo in questi giorni. Se poi vogliamo metterla sotto un aspetto di futurismo, vediamo quello che succede, dal mio punto di vista il governo giallorosso non vedrà la luce. È una teoria facile da smentire, ci vogliono più o meno 2 giorni per capire se ho ragione o torto, ma ci sono... Allora diciamo perché non andrà in porto, che cosa potrebbe accadere? Aprite bene le orecchie. Ma no, ci sono varie opzioni, varie possibilità, poi ne abbiamo Quella parlato che hai anche detto al a me, qual telefono. è? Quella che hai detto, poi voglio sentire Allora, il dottor Siragusa se è così. diciamo che ci sono varie opzioni e varie possibilità. Nel novero di quelle che sono le opportunità, ritengo che un governo giallorosso, comunque, a parte le poltrone che potrebbe dare a qualcuno, vedrebbe molti scontenti, ma anche nei giallorossi, tra le altre cose. Nel senso che abbiamo da una parte il PD, che ha 2 maggioranze fondamentalmente all'interno, una è quella di Zingaretti e l'altra è quella di Renzi. Renzi in questo momento ha la forza del Parlamento perché i parlamentari del PD sono uomini di Renzi, e onestamente Renzi era da un pezzo che stava già preparando il suo nuovo partito, la scissione. Che se ne dica, che ci siano le smentite, comunque Renzi sta preparandolo. Se ci fosse un governo con il PD all'interno, questa scissione avrebbe molte più difficoltà ad arrivare. Quindi in questo momento probabilmente si avvantaggerebbe Zingaretti e ne perderebbe Renzi. E dubito che Renzi sia disposto a perdere il suo ruolo di forza preponderante all'interno di un partito o comunque all'interno di una potenziale maggioranza futuribile. Dall'altra parte abbiamo una serie di parlamentari del 5 Stelle. Ora, a me non piacciono i 5 Stelle come contesto generale, però è ineccepibile che molti abbiano preso la politica come pathos, come vita, come sistema veramente concettuale. Quindi dubito che molti abbiano il coraggio di mettersi assieme a quelli che fino all'altro giorno li chiamavano il partito bibbiano, dato che si parlava proprio di questo, oltre al fatto del partito degli inquisiti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono convinto che la maggioranza, che è risicatissima, non ci sarà. Per arrivare al perché poi, allora c'è una finestra elettorale che non esiste nella giurisdizione, cioè nella logica giuridica del Parlamento, ma esiste nel lato pratico. Ora abbiamo una tempistica entro la quale comunque il governo dovrà fare questa legge di bilancio e dubito che Mattarella si ritroverà a fare elezioni con un non partito, un non governo fino all'ultimo secondo. Per cui io mi vedo tranquillamente Mattarella a chiedere la disponibilità da parte delle forze politiche di un partito del presidente, un partito che ne so, alla serie tipo Draghi, Monti è difficilissimo, Cottarelli piuttosto, ecco. Quindi ovviamente anche in questo caso però ci dovrà essere una maggioranza che li sostiene, ma l'impegno della maggioranza sarà trasversale, quindi mi ci vedo anche uomini di Forza Italia che potrebbero dare una mano per portare avanti questa cosa. Alla fine però c'è anche da dire un ultimo elemento. La pensione, questi parlamentari la riceveranno attorno al 2 giugno, cioè dopo 2 anni di mandato elettorale. Quindi io mi vedo tranquillamente una breve, un tirarla per le lunghe il più possibile, un governo che non si forma, un presidente che dirà ragazzi bisogna fare per forza per il paese qualcosa e tra 2 anni quando avranno la pensione si andrà a votare. Vabbè.